Da stabilimento balneare a rifugio dei migranti e ieri l'incendio. L'ex Lido Aster a San Leone in preda alle fiamme, bruciati una tettoia, un gazebo adibito a cucina, alcune cabine e una pianta di palma. È accaduto ieri intorno alle 19:30. Scattato l'allarme, sul posto si sono portate 2 autobotti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Spento il rogo si è cercata la causa, certa la natura dolosa. Era un mese fa quando l'associazione Ama la tua città informava il consigliere comunale Giuseppe Di Rosa, che a sua volta segnalava alle forze dell'ordine la presenza di diversi extracomunitari che avevano trasformato le cabine balneari in un dormitorio abusivo. Ecco come si presentava l'ex stabilimento agli occhi dei carabinieri, che hanno provveduto a far evacuare i migranti, che sarebbero però tornati occupando nuovamente lo stabile. E ieri l'incendio, che come detto è di natura dolosa. E ad andare in fiamme ieri mattina intorno alle 8:30 anche 4 pannelli fotovoltaici montati sul tetto dello stabilimento Moncada Energy Group, a poche decine di metri dal porto di Porto Empedocle. L'incendio sarebbe divampato in maniera del tutto accidentale, forse a causa di un cortocircuito, come appurato dal sopralluogo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che sono intervenuti per domare le fiamme. Ad accorgersi dell'incendio i custodi dell'azienda. Non ci sarebbero stati danni all'impianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porto Empedocle.